a ruota. Poggioni, Onciri, i due più quotati di questa. Parte bene in corsia 1 il sudcoreano Lee, poi si distende anche Giovanni Poggioni. Lee e Poggioni si volge, vince facile. Ha avuto anche il tempo di controllare l'azione del sudcoreano in corsia 1, è andato bene il coreano. Tendersi a guadagnare il secondo posto, ecco, adesso controlla il sudcoreano, lo passa. Poggioni, Lee, il terzo posto è di Onciri e il quarto di Martin Lachkovic, Austria. Questi i 4 finalisti, ed il greco Alexander Kinovekis. La concentrazione di Gianni Poggioni, il primo frazionista della staffetta medaglia di bronzo, poi lanciò altri 3 militari, saltato per il diluvio, il sistema di cronometraggio automatico. Grigoriev, il favorito, corsia 6. Attenzione a Gianni Poggioni in corsia 3. Poggioni una fiamma gialla, fiamme gialle che hanno curato l'organizzazione dell'atletica leggera, la Guardia di Finanza, in modo specifico, ha curato proprio questo sport. Forse un anticipo proprio di Grigoriev nella partenza valida però. Grigoriev davanti, rimonta Poggioni per il secondo posto, primo Andrei Grigoriev, secondo Giovanni Poggioni. 10:39, si è voltato anche Grigoriev, successo netto, e riesce a domare gli altri. Poggioni, primo Andrei Grigoriev, Russia, tempo per ora 10:39. Rivediamo la gara. L'anticipo di Martin Lachkovic in corsia 7, non viene però sanzionata la falsa partenza. E poi Lachkovic si ferma stirato ed invece Grigoriev prosegue. È partito benissimo Grigoriev, normale la partenza, niente di straordinario per Giovanni Poggioni, e poi ha guardato per un attimo Grigoriev, imprendibile, 1,5 metri